disputò nel 1930. Stiamo per trasmettervi e farvi vivere la seconda manche del premio più importante di questo concorso ippico, il Gran Premio dotato di 35 milioni. In campo il primo concorrente ammesso alla seconda manche, saranno 11 in tutto, è Giovanni Molin su Orduna. Superati già 2 ostacoli, si presenta adesso alla gabbia, affronta il primo elemento e lo supera brillantemente, anche il secondo, questo era il terzo ostacolo, si porta ora sulla triplice, che è il quarto ostacolo, una triplice alta 1,50 m, che viene superata. Si dovrà portare adesso sul muro, che è il primo elemento della seconda gabbia di questo percorso, ridotto a 300 metri e il tempo massimo è 51 secondi, superato anche questo. Fino adesso il percorso è netto. Giovanni Molin nel primo percorso aveva totalizzato 8 penalità. Superato anche questo ostacolo, Orduna e Giovanni Molin sono personaggi noti anche al pubblico meno attento. Intanto conclude con 0 penalità, quindi si sommano alle 8 che aveva commesso nel primo percorso, 8 penalità per Giovanni Molin. Vediamo adesso che cosa sapranno fare gli altri cavalieri e gli altri cavalli. Abbiamo detto sono 11 in tutto e già entra il secondo, che è Luca Codecasa con Full. Full è un cavallo italiano. Una penalità 1,25 per aver superato il tempo massimo. Ecco, 55 e 53. proprio in questo momento la giuria ci sta ricordando come il concorrente precedente, Giovanni Molin, abbia superato il 51 secondi tempo massimo previsto, per cui è stato penalizzato di una penalità e 3/4 per aver superato il tempo. Quindi in tutto le sue penalità sono 9,25. Ha superato il primo ostacolo Full con Luca Codecasa. Luca Codecasa nei giorni precedenti ha vinto già una categoria D, una categoria importante. La gabbia, errore alla gabbia. Dobbiamo dire che a questo punto Luca Codecasa sicuramente non è più in corsa per la vittoria finale, perché 8 penalità aveva commesso nel primo percorso, 4 già in questo, quindi sicuramente si colloca già alle spalle di Giovanni Molina. Altro errore all'uscita dalla gabbia, quindi 8 penalità. Affronta adesso il fosso, superato brillantemente, si porta sull'ultimo ostacolo, un passaggio di sentiero alto 1,55 m, superato. Adesso sentiremo dalla giuria se ha rispettato il tempo di 51 secondi e poi potremo darvi 44 secondi e frazione, quindi commette in tutto 8 penalità, ma come detto è sicuramente escluso dal discorso vittoria. E già è entrato in campo gara il terzo concorrente, il tedesco Ralf Clausen Hoffmann con Granduel, un castrone sauro di 10 anni. Nella prima prova Clausen ha commesso 8 penalità. Nella prima manche dobbiamo dire che c'è stato soltanto un percorso netto, quello di Giuseppe Corno, che ha avuto mezza penalità per aver superato il tempo. Intanto, mentre parte il terzo concorrente, abbiamo detto il tedesco Ralf Clausen con il suo Granduel, vi diciamo che questo concorso è particolarmente gradito e gradevole, nel senso che i cavalieri vengono volentieri per una serie di motivi infiniti, non ultimo quello dei premi. Intanto avete visto commettere errore anche il tedesco Clausen. Non ultimo quello dei premi, dicevamo, nelle 3 giornate sono in palio la bellezza di 100 milioni e soltanto 35 questa sera, cui premi Enci e Fise, che vanno ai cavalli italiani e ai cavalieri che si comportano meglio. Al fosso superato, ma dobbiamo dire che anche per Clausen il discorso vittoria ormai è escluso. Avevano fatto Molin, che aveva 8 penalità come lui, intanto un errore grave in uscita all'ultimo ostacolo, un passaggio di sentiero, per cui il discorso vittoria non riguarderà neanche questo cavaliere. E intanto, mentre aspettiamo il quarto, Vittorio Orlandi, che con Amon, un cavaliere che merita 2 parole di più. Vittorio Orlandi è stato medaglia di bronzo con la squadra a Monaco nel 1972 ed è stato anche commissario tecnico della nazionale nel 1985. Ha 52 anni ma è sempre sulla breccia. Tra qualche secondo lo vedremo entrare. Intanto possiamo approfittare e darvi una curiosità. In tutte le categorie F, che sarebbero le categorie nazionali più importanti, la rivista Cavalli e Cavalieri, qui vicino a me c'è la collega Luciana Rota, fa una pagellina sull'ospitalità, il montepremi, il campo gara, il campo prova, la scuderia. Beh, dobbiamo dire che questo Gran Premio ha avuto voti eccezionali, perché il montepremi, lo abbiamo detto, è naturale, 100 milioni sono tanti, e l'organizzazione ospitalità hanno avuto 10, il campo gara 8,5, le scuderie 7,5, l'unica cosa che non ha superato la sufficienza è il campo prova, un po' sacrificato, 2 soli ostacoli.
effettivamente è l'unica piccola lacuna di un Gran Premio organizzato veramente in modo divino. Tra l'altro tra qualche minuto parleremo anche con il presidente del comitato organizzatore, la dottoressa Fioravanti, che ha curato appunto questa organizzazione. Intanto vediamo che cosa combinerà Vittorio Orlandi, il cavaliere forse più prestigioso di quelli presenti qui a Chianciano. Secondo ostacolo superato, si porta adesso ad affrontare la gabbia. Tutti gli ostacoli sono alti 1,50 m, 1,55 m e la larghezza varia, per esempio nella triplice arriva a essere 1,90 m ed è proprio la triplice che sta per affrontare Vittorio Orlandi, superata brillantemente. Fino adesso neanche un errore. Dobbiamo dire che Vittorio Orlandi nel primo percorso aveva commesso 4 penalità e mezzo, 4 penalità avendo commesso un errore e mezzo per aver superato il tempo. Fino adesso tutto bene. Il fosso, che è il penultimo ostacolo, si porta adesso sul passaggio di sentiero, che è l'ultimo ostacolo di questo percorso della seconda manche di questo Gran Premio. Commesso purtroppo errore, le sue penalità totali sono per adesso 8,5 e sarebbe sempre in testa davanti a Giovanni Molin, però ha superato anche il tempo, quindi dovremmo aspettare la giuria per sentire che penalizzazione graverà per aver superato i 51 secondi. Amon. Totale penalità della seconda manche 5, 4 per ostacolo abbattuto. Per il tempo è stato dato un punto di penalizzazione, quindi nel totale sono 9 penalità e mezzo, quindi dobbiamo dire che per adesso alla comando di questo Gran Premio c'è ancora Giovanni Molin con Orduna che ha 9 penalità e un quarto. Adesso cominciano ad entrare i cavalieri che nel primo percorso hanno commesso un solo errore. In questo momento entra Pierluigi Cima con Rigoletto del Vergante, un cavallo italiano importante, un cavallo che ha vinto moltissimo, è un baio, ha 10 anni, vediamo come si comporterà. Intanto ci ha raggiunto la dottoressa Fioravanti che, come vi dicevo poc'anzi, è colei che ha organizzato, essendo presidente del comitato di questo Gran Premio. Mentre vediamo scorrere le immagini della prova di Rigoletto del Vergante montato da Pierluigi Cima, scambiamo due parole con la dottoressa Fioravanti. Sicuramente contenta, se non altro anche del pubblico. Adesso magari, essendo ora tarda, intanto siamo col fiato sospeso per vedere che cosa combina Cima. Anche il penultimo ostacolo è superato, si porta adesso sull'ultimo ostacolo, un passaggio di sentiero. Commesso errore, comunque con 8 penalità, adesso sentiremo se ha superato il tempo, dovrebbe essere per adesso in testa. Dottoressa Fioravanti, soddisfatta chiaramente? Sì, molto, anche perché questo concorso l'ho seguito dalla prima edizione, ora siamo alla quinta e devo dire che è stato un crescendo di successo sia da parte del pubblico che da parte dei concorrenti, che vengono sempre molto numerosi e più che altro quello che ci fa piacere è che le impressioni sono molto positive. Sì, parlavamo delle votazioni date dai cavalieri, insomma abbiamo avuto dei 10, degli 8, dei 7, l'unico elemento negativo, l'unico dato che non ha superato la sufficienza è il campo prova. Farete qualcosa per migliorarlo? Ma purtroppo si potrà cercare di fare qualcosa per quello che riguarda il fondo, ma quelle che sono le dimensioni, io attualmente non vedo soluzione possibile, perché dobbiamo tenere presente che noi organizziamo questo concorso senza nessuna struttura fissa preesistente, utilizzando quello che è un campo di calcio, quindi dobbiamo rispettare anche un po' quella che è la sua destinazione originaria. Ecco, rimanga qui a farci compagnia, però intanto vediamo che cosa fa Francesco Bussu con Honest Tom. Nella prima prova ha commesso un errore, quindi è stato gravato di 4 penalità. Dobbiamo dire che Bussu ritorna all'attività proprio in questa occasione dopo 3 mesi di fermo, di inattività per uno strappo inguinale che non gli ha permesso di cavalcare. È in campo con Honest Tom, un castrone baio di 10 anni, e Busso è un altro personaggio caro al pubblico che segue l'equitazione, perché a Piazza di Siena è un pochino un ospite fisso e tra l'altro 2 anni fa ha vinto 1 o addirittura 2 prove, adesso non ricordiamo sinceramente a memoria. Intanto il suo percorso sta scorrendo via lineare, senza errori, si porta adesso al muro che è il primo elemento della gabbia, superato abbondantemente, anche il secondo elemento superato, rimane da superare il fosso, che è un passaggio di sentiero che ha dell'acqua in mezzo e per questo viene definito in questo modo.
l'ultimo ostacolo, un passaggio di sentiero, fiato sospeso, anche la signora Fioravanti si scopre a fare il tifo, superato. Dovremo ora aspettare soltanto il tempo per sapere, purtroppo non abbiamo un cronometro e quindi non possiamo vedere se ha superato o meno i 50 secondi, comunque ce lo dirà puntualmente la giuria tra pochi istanti. Mezza penalità, e quindi con 4 penalità e mezzo per adesso Francesco Busso è in testa. Ma io sono molto contenta della prestazione di Francesco, perché è un affezionatissimo di Chianciano e quindi anche noi siamo affezionati a lui. E poi penso che come ripresa di attività un incoraggiamento ci voglia. E siamo al 7° concorrente, è un francese, François Jacquet, un francese diciamo così ormai naturalizzato, infatti vive in Italia. Il suo Monriff 88 è uno stallone Sauro di 7 anni. Nella prima prova ha commesso anche lui un errore e quindi è stato gravato di 4 penalità. Per chi ancora non fosse abbastanza dentro ai problemi e ai temi dell'equitazione, dobbiamo dire che l'errore viene gravato appunto con 4 penalità, il rifiuto, cioè se il cavallo rifiuta di saltare un ostacolo, con 3, e il tempo, la giuria stabilisce che ogni secondo incide in ragione di 1/4 o di mezzo punto a secondo della velocità fissata per completare il tracciato. Intanto anche la triplice è stata superata da François Jacquet con il suo Monriff 88, che ripetiamo finora ha 4 penalità. Anche la gabbia, mancano 2 ostacoli. Dobbiamo dire che qualora 2 o più cavalieri si trovassero alla fine anche del secondo percorso, intanto un errore praticamente lo esclude, visto che Bussu ha per ora soltanto 5 penalità totali, mentre lui con questo errore va a 8. Dicevamo che qualora 2 o più cavalieri dovessero concludere il secondo percorso con una somma di penalità uguale, si ricorrerebbe a un barrage, cioè a una terza prova su un numero ridottissimo di ostacoli fra i cavalieri appunto che hanno lo stesso numero di penalità. Nella prima manche penalità 4. E adesso un altro cavaliere che ha 4 penalità, Lorenzo Breghieri con Ninas della Fossa. È l'8° cavaliere, abbiamo detto che in tutto sono 11. Saluta, dobbiamo dire che nell'equitazione il cerimoniale è rigido, risponde il presidente di giuria, togliendosi una bombetta, voi non lo potete vedere inquadrato, ma è impeccabile in stile inglese. E una volta salutato, quando la campana avvisa che il percorso è preparato, cioè che gli ostacoli sono stati ripristinati, il cavaliere può incominciare la sua prova. E vediamo Lorenzo Breghieri come si comporterà. Qualcosa non quadra, deve aspettare che il cavallo prenda il giusto canter. Questa è la volta buona, si va ad affrontare il primo ostacolo, un passaggio di sentiero. E mentre Lorenzo Breghieri ha superato anche il secondo ostacolo e si appresta a superare la gabbia, ne approfittiamo per dirvi chi è che ha disegnato questo percorso. Un personaggio insolito in questa veste. Siamo abituati tutti a vederlo a cavallo o dirigere l'allenamento di altri cavalieri, ed è Raimondo Dinzeo, grossissimo personaggio per l'equitazione, veramente non necessita di nessuna presentazione, e qui è in questa insolita veste di direttore di campo e ha disegnato, dobbiamo dire, un campo piacevolissimo, vario e veramente molto difficile. Lo dimostra anche l'errore commesso da Lorenzo Breghieri sull'ostacolo di uscita, che lo porta quindi a 80. Immediatamente la facciamo fare questa veste. Stavamo dicendo di questo campo gara allestito in modo perfetto, e devo dire un campo gara molto difficile, perché nella prima manche la doppia gabbia ha fatto veramente molte vittime. Diceva, signora Fioravanti? Volevo dire, a proposito del colonnello Dinzeo, che è insolito vederlo nella veste di direttore di campo, però vorrei ricordare che è uno dei 4 direttori di campo internazionali che noi abbiamo in Italia, quindi forse non è abbastanza valorizzato, ma è uno dei 4 internazionali. Va bene, questa la prendo come una stoccata, nel senso che non avevo precisato questo fatto, però noi volevamo soltanto dire per il grosso pubblico che non eravamo abituati a vederlo in questo caso, ma dobbiamo dire che si sta comportando come si comportava a cavallo, perché
E forse di questo sarà preoccupato Mastronardi, da anni direttore di Piazza di Siena, ha un concorrente temibile. Intanto siamo, errore subito in entrata di gara per Zingara di San Giorgio, cioè per Gianluca Favale. E questo un pochino ci dispiace, perché di Gianluca Favale potevamo raccontarvi una storia di quelle che piacciono, di quelle che inteneriscono, cioè questo cavallo per 2 anni è stato nelle mani della cugina e per 2 anni sembrava non dovesse essere un cavallo da concorso, un cavallo bizzoso, impossibile da montare, incapace di saltare anche ostacoli insignificanti. Lo ha lavorato con tenacia, con assiduità, e è riuscito a farne un gran cavallo. Purtroppo adesso questo errore ci ha smentito, e anche quest'altro al fosso, però dobbiamo dire che il lavoro fatto da Favale è stato veramente un lavoro egregio, che dimostra come i nostri cavalieri siano anche dei buoni preparatori. Conclude il suo percorso, purtroppo gravato da troppe penalità per poter essere in corso per la vittoria, ma comunque va lo stesso un plauso a questo giovane cavaliere. E adesso vedremo entrare Paolo Segolini con Flamenco Terzo, un baio di 9 anni. Anche lui ha commesso un errore nella prima prova e quindi è gravato di 4 penalità. 47 e 51. D'ora in campo Paolo Segolini su Flamenco Terzo. Nella prima manche penalità 4. Da battere per adesso Francesco Busso, che con Honest Tom ha 5 penalità, 4 commesse nel primo percorso e una per aver superato il tempo nel secondo. Segolini ha intanto superato 2 ostacoli, si porta adesso alla gabbia. Superata anche la triplice. Il muro, dobbiamo dire, non presenta quasi mai problemi, l'ha presentato invece il secondo elemento della gabbia. Diciamo, il muro non presenta quasi mai problemi perché più il cavallo è in grado di inquadrare l'ostacolo e più facilmente lo salta, e quindi il muro, essendo un ostacolo pieno, non presenta quasi mai difficoltà. Intanto conclude anche lui con 4 penalità più eventuali penalità per aver superato il tempo, quindi dobbiamo dire che fino adesso, se in questo nostro racconto non ci siamo distratti, dovrebbe essere Francesco Busso in vantaggio con 5 penalità. Ma adesso entra in campo l'unico cavaliere, Giuseppe Corno, che nella prima manche non ha commesso errori, ha soltanto mezza penalità per aver superato il punto. Ed eccolo Giuseppe Corno con il suo Jonathan, un castrone baio di 9 anni. Tempo 52-11, totale penalità delle 2 manche 8 e un quarto. E in campo Giuseppe Corno su Jonathan. Nella prima manche, intanto la collega Luciana Rota, che ci sta assistendo in modo prezioso, ci ricorda come uno dei pregi, dei vantaggi, nello stesso tempo, di Giuseppe Corno sia quello di montare insieme a Giorgio Nuti, che è il nostro cavaliere più prestigioso. Tutti e due fanno parte della scuderia di Gilardoni, e Nuti chiaramente non è qui perché è con la squadra nazionale che tra qualche giorno parteciperà a Stoccolma ai campionati del mondo. Questo è l'ultimo cavaliere che vedremo, a meno che non dovesse esserci un barrage, ma le strane penalità di Busso escludono, o dovrebbero escludere, questa eventualità. Superata anche la triplice. Andiamo al muro, superato. Passaggio di sentiero superato. Il fosso. Continuano ad arrivarmi input dalla collega Luciana Rota, che è ammirata dallo stile del cavaliere, ma dobbiamo dire che tutti i cavalieri questi all'opera, tranne pochissime eccezioni. Intanto conclude il percorso senza errori, al massimo potrà essere penalizzato per essere andato fuori tempo massimo, per cui possiamo già anticipare che questo Gran Premio di Chianciano, l'ultima prova, la meglio dotata, 35 milioni più i premi,
è stata vinta da Giuseppe Corno, che viene gravato di una penalità e un quarto per aver superato il tempo, ma ha fatto bene ad andare con cautela, per cui con 2 penalità e un quarto e 2 percorsi netti vince questa prova. Di penalizzazione per il tempo. Nella seconda manche una penalità e un quarto. Dottoressa Fioravanti, una battuta di chiusura. Il prossimo anno ci ritroveremo qui, qualche novità, qualche idea nuova? Ma io mi auguro di ritrovarci qui, comunque indipendentemente dalla mia presenza spero che tutti si ritrovino, perché spereremo molto in un internazionale, quindi sempre con maggiore impegno e con la cordialità e l'affetto di sempre. E dunque sulle immagini dei cavalieri che si portano al centro del campo gara per la premiazione, dopo avervi ricordato che alle spalle di Giuseppe Corno si sono classificati Francesco Bussu e François Jacquet, da Chianciano non mi rimane che augurarvi